No, I'm not a writer. I miei vicini di oggi, la signora Anara che si sta facendo il bagno, e di Amy, persino lei si fa il bagno, e io e te invece no, io e te siamo un po' così, un po' wild. Non vado a campo, no, ma di dica. Nome, Andrea, età interiore, età interiore 18, età corporea, 25, full timer o camperista? full timer, Da quanto? circa 4 anni, Che mezzo hai? un Iveco Daily del 94. Cosa ti piace del tuo camper? Cosa mi piace? La guidabilità e il fatto che è un furgone. Cosa non ti piace del tuo camper? Niente. Cosa ti manca nel tuo camper? Un gavone in più d'acqua potabile Costa di più vivere in un camper o in una casa? in una casa. E cosa te ne fai dei soldi risparmiati? Li investo in viaggi. Sosta libera o in aree attrezzate? Sosta libera. Hai animali con te? Certo, un cane. Cosa vuoi fare da grande? Viaggiare. Cosa fai ora che sei piccolo? Risparmio per viaggiare. E se vincessi 1 miliardo di euro invece cosa faresti? Investirei per viaggiare. Quando stai nel tuo camper, cosa rimpiangi della vecchia casa? Una cosa rimpiango, le docce lunghe. La mia compagna, io dirò la stessa cosa. Sei felice di essere un full timer? Felicissimo. Cosa ti manca per essere felice? Ora come ora niente. Definisci la libertà per te. La libertà è quel momento in cui sei vuoto. Ti senti vuoto e stai bene. Qualcosa da dire a chi vuole diventare full timer? Te la senti, non aspettare. Puoi farlo, fallo subito, non aspettare. Prendi e parti. Vieni Cioè, qua che- tesoro. dai, sì, dai. Insieme, dai. No, dai, è bellissima, vai. Nome, Lorenza, Chiaro. età interiore, 18, 15, età corporea, 38, 37, full timer o camperista? camperista, camperista, Da quanto? 3 anni, 3 anni, Che mezzo hai? Wingham, Cosa ti piace del tuo camper? coccolo, tutto, Cosa non ti piace del tuo camper? niente, l'età, Cosa ti manca nel tuo camper? Io lo so. la scaletta, la farò prima o poi. Mamma, sa che mi stai facendo male. Cosa ti manca nel tuo camper? No, l'ho detta? sì, Ok. Costa di più vivere in un camper o in una casa? in una casa, In una casa, Cosa te ne fai dei soldi risparmiati durante quel momento? si parte e si viaggia, viaggi assolutamente, Sosta libera o in aree attrezzate? entrambe, aree attrezzate, Hai animali con te? 2 cani, 2 cani e 2 bimbe, Cosa vuoi fare da grande? fai da te, pensionato, Cosa fai ora che sei piccolo? casalinga e mamma a tempo pieno, lavoro come uno schiavo, E se vincessi 1 miliardo di euro invece cosa faresti? in giro con il camper, viaggi assolutamente, Quando stai nel tuo camper, cosa rimpiangi della vecchia casa? niente, niente, Sei felice di essere un camperista? sì, sì, Cosa ti manca ora per essere felice? niente, un po' di tempo libero in più, Definisci la libertà per te. pace interiore, mi avvalgo da facoltà di non rispondere, potrebbe essere tutto usato contro di me, Qualcosa da dire a chi vuole diventare camperista? se vuoi staccare dalla routine, miglior modo per lavarsi il cervello, Eccellente, quindi ora dopo loro tocca la band. sono io, Sì. Nome, Ben, età interiore, 21, età corporea, 26, full timer o camperista? full timer, Da quanto? 18 giorni, Che mezzo hai? mobilvetta, giusto, o devo dire qualcos'altro? Mobilvetta, basta.
Io queste te le metto tutte, è fantastico. Cioè, non te la taglio questa, cioè, proprio. Non metterà. Fantastica. Cosa ti piace del tuo camper? Tutto, bellissimo. Cosa non ti piace del tuo camper? L'infiltrazione che ho scoperto l'altro giorno. Cosa ti manca nel tuo camper? Niente, Costa di più vivere in un camper o in una casa? in una casa. Cosa te ne fai dei soldi risparmiati? Viaggio e i cazzi miei. Scusa, è che non ci penso. Sosta libera o aree attrezzate? Sosta libera, non pago. Hai animali con te? 2 gattini. Cosa vuoi fare da grande? L'artista di strada. Cosa fai ora che sei piccola? E faccio disegni, gioco con i colori. E se vincessi 1 miliardo di euro invece, cosa faresti? Faccio musegna e viaggio tutta la vita. Quando stai nel tuo camper, cosa rimpiange della vecchia casa? Mi sa che devo copiare Andrea e dire le docce lunghe. Questa a tutti, io anch'io. Sei felice di essere un full timer? Certo. Cosa ti manca per essere felice? Non sono materialista, ma mi mancano i soldi per spostarmi e fare tutto quello che voglio. Definisci la libertà per te. Non avere vincoli e gente che ti dice cosa fare. Qualcosa da dire a chi vuole diventare full timer? Allora, bisogna trovare soluzioni alternative, quindi bisogna ingegnarsi e diventare un full timer è un ingegno. Può bastare? Devo dare dei consigli, no? Che consigli devo dare? No, non lo so. Hai per Nome? Ezio, Età interiore? ho appena finito la maturità a 20 anni. Scusa? No, è perché ho appena finito la maturità, mi ho Anche questa non la taglio, cioè, voglio dire. Lascia. Età corporea? Quasi 59. Full timer o camperista? Metà full timer, 200 notti all'anno in camper. Da quanto? Dal 2005. Che mezzo hai? Adesso un Postle 6,40 m. Cosa ti piace del tuo camper? Tutto. Cosa non ti piace del tuo camper? La dinetta un po' piccola. Cosa ti manca ora nel tuo camper? La piscina. Costa di più vivere in un camper o in una casa? Ovviamente costa di più in una casa. E cosa te ne fai dei soldi risparmiati? Attrezzatura sportiva e me la godo. Sosta libera o in aree attrezzate? Libera. Hai animali con te? Sì, una Ofavar di 40 kg. Cosa vuoi fare da grande? Non sono grande abbastanza. Il full timer a tempo pieno. Cosa fai ora che sei piccolo? Sono piccolo, sto facendo il consulente finanziario. E se vincessi 1 miliardo di euro invece cosa faresti? Gestirei molto bene quel 1 miliardo di euro e girerei il mondo. Quando stai nel tuo camper, cosa rimpiange la vecchia casa? Nulla. Sei felice di essere un full timer / camperista? Molto, sto a mio agio nel mio camper. Cosa ti manca ora per essere felice? 100% di tempo disponibile. Definisci la libertà per te. Tanto tempo libero, tutto per me, per girare. Qualcosa da dire a chi vuole diventare full timer / camperista? Fallo subito ora. Nome! Yuri, Età interiore. 24, Età corporea. 35, Full timer o camperista? full timer, Da quanto? 1 anno e 3 mesi. Che mezzo hai? È il camper scarrozzo Ducato del 92. Cosa ti piace del tuo camper? Tutto. Cosa non ti piace del tuo Il camper? motore musso. Musso? Cosa ti manca nel tuo camper? Webasto. Poca roba. Ecco, Costa di più vivere in un camper o in una casa? decisamente in una casa. Cosa te ne fai dei soldi risparmiati? Mi compro un sacco di diavolerie informatiche e mi faccio un po' di bella vita che prima non potevo fare. Cosa intendi per bella vita? Bella vita tipo andare in giro, spendere, mangiare fuori, prendere tutto quello che voglio, non farmi tutto mancare mio! niente. Sosta libera o in aree attrezzate? Sosta libera il più wild possibile. Hai animali con te? Sì, un cane pericoloso. Cosa vuoi fare da grande? Il video reporter. Cosa fai ora che sei piccolo? Schiaccio i bottoni in un'autoscuola. E se vincessi 1 miliardo di euro invece cosa faresti? Allora, 800.000 euro circa li investirei per farmi il camper dei miei sogni e il resto benzina, bollo assicurazione e cibo. Quando stai nel tuo camper, cosa rimpiangi della vecchia casa? La doccia d'inverno, che sembra la canzone ma in realtà no, è La doccia d'inverno? Faceva così? più o meno. Sei felice di essere un full timer? Felicissimo. Cosa ti manca per essere felice? Il tempo. Definisci la libertà per te. Fare quello che vuoi, che in realtà nessuno può farlo. Perché noi siamo vincolati persino da mangiare. Per mangiare devi lavorare, quindi nessuno potrà mai essere libero. Qualcosa da dire a chi vuole diventare full timer? No, se te la senti fallo, altrimenti l'essere full timer io dico sempre è solo un dettaglio, è il cambiamento la parte grande, il camper non è nulla. C'è un soggetto dietro di te.
Ok. Ciao ragazzi, siamo qui nella zona di Casier con tutti i camperisti full time. Buongiorno. Un figaraio pazzesco. Anzi, buonasera ormai. Esatto. Buonasera, buonanotte per chi va a letto. Stiamo bevendo, interviste multiple. Alla prossima puntata. Basta, era per... Giustamente. Nome, Cristian. età interiore. Ma sui 10-11 anni. Minchia, abbiamo un minorenne. Età corporea. 44. Full timer o camperista? Camperista. Da quanto? Una decina d'anni, forse anche più. Che mezzo hai? Ford Transit. Cosa ti piace del tuo camper? Tutto, l'ho rifatto completamente. Cosa non ti piace del tuo camper? Forse il motore che è un aspirato, mi piacerebbe un motore più potente. Cosa ti manca nel tuo camper? Niente. Costa di più vivere in un camper o in una casa? Sicuramente in una casa. Cosa te ne fai dei soldi risparmiati? Li sperpero in divertimento. Sosta libera o in aree attrezzate? Tutti e due. Hai animali con te? No. Cosa vuoi fare da grande? Mi piacerebbe divertirmi, girare il mondo. Cosa fai ora che sei piccolo? Purtroppo lavoro in una fabbrica, E se vincessi 1 miliardo di euro invece cosa faresti? farei il giro del mondo. Quando stai nel tuo camper cosa rimpiangi della vecchia casa? Niente, Sei felice di essere un camperista? sì, altrimenti non lo farei. Cosa ti manca per essere felice? Niente, Definisci la libertà per te. non avere vincoli e nessun obbligo. Qualcosa da dire a chi vuole diventare camperista? Se vi piace la libertà e volete rilassarvi, fate i camperisti, è un mondo fantastico. No, Ma voi di dove siete? Bassano. Perché io ti ho già visto. Bassano, Marostica. Sono quelli che erano qua 10 minuti fa. No, ma io vi ho già, cioè io ho questa cosa visiva Questo che vi ho già trip. visto, questo trip. Ma sì, tu di ormai. dove sei? Nome, Michelle, età, 7. vivi tutto il giorno in camper o ci vai in viaggio? Vado in viaggio. Da quanto? Da tanto. Cosa ti piace del tuo camper? Cosa non ti piace del tuo camper? Niente. Cosa ti manca nel camper? Niente. Hai animali con te? Sì, a Chico e Miki. Cosa vuoi fare da grande? L'artista di disegno. Cosa fai ora che sei piccola? Viaggio in camper con mia sorella. Se vincessi 1 miliardo di euro, cosa faresti? E spenderei in viaggio. Quando stai nel tuo camper, cosa rimpiangi della vecchia casa? Cosa ti manca della vecchia casa? La scala. Posso aver sta veramente. Chi hai detto? Che gara ma da 2 anni che mi spaccano i coglioni. Fanne passare un altro, mi raccomando. Sei felice di essere una camperista? Sì. Cosa ti manca per essere felice? Il disegno. Cosa significa libertà per te? Lasciami stare. Lasciami stare. Bravissimo amore.